Eccoci arrivati al momento dell'ospite, io ve l'avevo già anticipato, oggi vedremo delle immagini bellissime grazie alle immagini che ci ha portato Gabriele Menis. Buongiorno e grazie per essere tornato a trovarci. Io ti avevo lasciato alla Fattoria degli Animali con le splendide immagini dell'aurora boreale, perché Gabriele Menis è conosciuto anche per le immagini suggestive che ci porta dalla Lapponia, insomma dal nord Europa, però è anche un fotografo un po' stagionale, diciamo tra virgolette, e quindi adesso invece si è spostato con l'associazione Outdoor Reporters oltre confine tra la Slovenia e la Croazia e raccontaci che cosa hai visto e che cosa sei andato a fotografare. Sì, allora in questo periodo ci spostiamo in quelle zone, quindi nelle zone delle foreste veramente primordiali e selvagge della Slovenia e della Croazia, soprattutto Slovenia, comunque è l'intera zona di confine fra questi due stati, non lontano da Postumia, quindi anche a un paio d'ore da Udine, insomma non con distanze particolarmente elevate. Quindi con l'associazione Outdoor Reporters, di cui sono presidente, che ho fondato, ci spostiamo in quelle zone e facciamo questi mini tour per l'osservazione e la fotografia soprattutto degli orsi. Quindi questo animale, che è l'animale, diciamo, uno dei più elusivi che c'è nelle foreste d'Europa, e con buona probabilità, io dico sempre sul 70-80% di probabilità, vi ricordo che comunque sono animali totalmente liberi nel loro ambiente naturale, quindi non si può poi garantirne l'osservazione, perché ovviamente sono Infatti volevo liberi. chiedere anche questo, immagino che ci siano degli appostamenti che possono durare ore e anche insomma, ovviamente siete gruppi limitati per non disturbare l'ambiente, quindi non è che non ci si può andare in massa, e ore e ore di attesa per poi cogliere queste immagini straordinarie che stiamo vedendo. Sì, certo, qui vediamo infatti delle immagini, un video che ho realizzato in Slovenia l'anno scorso. Allora bisogna sì andare in questi piccoli capanni, vediamo in questa foto un esempio, che sono appunto immersi nella foresta. Di solito si va attorno a metà pomeriggio per restare poi fino a dopo il tramonto, quindi fino quasi al buio, in cui bisogna stare estremamente in silenzio e bisogna attendere, avere un po' di pazienza, quindi aspettare che gli animali escano, diciamo per così dire, allo scoperto e siano così osservabili e fotografabili. Si può vedere anche, oltre agli orsi, anche caprioli, cervi, cinghiali, volpi, eccetera, quindi non solo orsi ma anche tutti gli altri abitanti della foresta. Ecco, andiamo solitamente, ecco, vediamo diciamo dalle 3-4 alle 7-8 persone massimo, quindi entriamo per così dire in punta di piedi in quelle zone anche per non arrecare particolare disturbo a tutta la fauna e alla vita appunto della foresta, e solitamente ci fermiamo dai 2 ai 4 giorni, comunque normalmente a 3 giorni, quindi cerchiamo di ottimizzare per così dire la possibilità di osservarli con normalmente 2 sessioni in questi speciali capanni che ci danno la possibilità di riuscire, diciamo, a osservarli e fotografarli, in estrema sicurezza ovviamente. Certo. Come nasce questa passione per la fotografia e poi l'idea di, anche ovviamente per la natura, perché insomma fondamentalmente la tua produzione, poi il tuo lavoro è molto legato a fenomeni atmosferici e anche appunto animali, paesaggi, vediamo insomma. Sì, ma io sono stato, diciamo, fin da bambino appassionato comunque di natura, inverno, neve, non a caso, poi sono andato appunto in Lapponia d'inverno, comunque in linea generale mi piace tutto ciò che è wild e outdoor, quindi cerco comunque di anche, diciamo, frequentare queste zone e riuscire appunto a cogliere questi scatti, queste immagini della vita appunto non solo della foresta ma di tutto quello che c'è in natura, ecco. Quindi dipende un pochettino anche dalle stagioni, come dicevi prima, io d'inverno passo alcuni mesi in Lapponia, d'estate cerco di spostarmi appunto nelle zone abitate dagli orsi, e quindi Slovenia e Croazia principalmente. Però adesso le prossime tappe invece sono in Italia, giusto? Sì, allora adesso abbiamo ancora diciamo, alcune attività in Slovenia per sempre fotografia e osservazione di orsi, ma poi da settembre ad esempio saremo in Abruzzo per cercare di osservare e fotografare un momento particolare della vita dei cervi, quello del Bramito, ovvero il periodo degli amori, che avviene più o meno dai primi giorni di settembre fino ai primi di ottobre. Oltre al Bramito dei cervi cercheremo di osservare e fotografare anche il lupo appenninico, che ricordo è uno degli abitanti del Parco Nazionale d'Abruzzo, e anche l'orso bruno marsicano, che è una sottospecie del nostro, diciamo, orso bruno europeo, che è presente con una cinquantina o una sessantina di esemplari, quindi cerchiamo di
vedere non solo appunto i cervi, che ce ne sono diciamo in gran quantità, però anche questi due animali che sono fra i più elusivi, si può dire. Se uno è appassionato di fotografie e ha insomma un po' di spirito d'avventura, che cosa deve fare per partecipare a questi tour? Ma allora questa associazione, diciamo, questi tour sono riservati ai soci della nostra associazione, quindi bisogna appunto iscriversi con una quota annuale di una quindicina di euro, quindi niente di impegnativo. Trovate poi su Facebook, no? Abbiamo sì, Outdoor infatti, Reporters con la S finale e vedete appunto il sì, qui c'è la profilo, nostra potete pagina. contattare poi i soci, insomma gli organizzatori. Quindi si può appunto iscriversi all'associazione per partecipare a tutte le attività, quindi niente di problematico, diciamo, le attività sono aperte a tutti, normalmente non c'è bisogno di nessun tipo di diciamo, particolare abilità fisica o quant'altro, quindi è veramente attività per tutti. Però un minimo di dimestichezza con la Sì, fotografia, sì, diciamo. certo, diciamo che c'è un occhio in particolare, per così dire, Queste immagini di profilo della volpe, cioè sono così espressive, sono veramente spettacolari. Queste Molto, molto sono belle. delle immagini scattate pochi giorni fa, fra venerdì e domenica scorsa, in cui eravamo da quelle parti. E qui vediamo invece le zone della Croazia, che c'è un bellissimo parco nazionale, si chiama Risnjak in Croazia, che è una delle altre zone che stiamo iniziando a frequentare durante questi mini tour, diciamo. E qui anche nelle profondità. Senti, in Friuli invece, insomma, abbiamo anche noi degli orsi, si fanno vedere poco, se non dalle telecamere e da qualche fortunato, però ci sono, immagino, dei luoghi suggestivi e comunque della fauna, insomma, interessante da immortalare. Sì, certo, anche in Friuli ci sono degli orsi che frequentano soprattutto le zone di confine con la Slovenia. È un pochettino più difficile osservarli perché ovviamente ce n'è una quantità veramente bassa, quindi si parla di 8-10 orsi più o meno in media presente sul territorio regionale. A tal proposito stiamo proprio realizzando un libro, diciamo, in collaborazione con Stefano Firacorda, che è il ricercatore dell'Università di Udine, esatto. proprio sugli orsi in Friuli Venezia Giulia, quindi il libro sarà pronto fra un paio di mesi e parlerà di diciamo, alcune storie degli orsi che sono vissuti nella nostra regione, quindi sono stati monitorati anche nelle nostre varie zone, soprattutto montane, collegati poi a dei percorsi da trekking diciamo, sulle tracce degli orsi, quindi sarà un po' diciamo, a livello di testimonianza appunto di questi animali che sono vissuti da noi e però anche la possibilità di diciamo, fare un trekking in quelle zone proprio dove sono stati radiocolorati e appunto hanno vissuto questi animali. Vi dicevo, organizziamo anche delle attività in regione, soprattutto in giornata, ricordo ad esempio la Varresia oppure anche alcune cose molto più semplici, ad esempio abbiamo fatto un paio di mesi fa una passeggiata sull'ipovia a Valle del Cormor, che è questa ipovia che va da diciamo Buia fino alla zona del Parco del Cormor, alla scoperta delle piante medicinali, aromatiche e quant'altro in compagnia di un botanico, quindi organizziamo anche delle attività sempre outdoor legate alla natura, però un pochettino anche più semplici e meno impegnative anche a livello di tempo. Certo, e un accenno anche alla Lapponia, oggi non abbiamo magari le immagini, anzi adesso ne cerco qualcuna, però insomma anche lì in inverno credo tornerai, no? Sì, io ho in programma di ritornarci diciamo poco prima di Capodanno, quindi dove dovrei poi fermarmi fino ai primi di aprile circa, quindi fino al periodo pasquale. Lì faccio un po' da diciamo, guida fotografica e collaboro all'organizzazione di questi tour fuori dalle rotte turistiche, quindi anche lì si cerca di stare in piccoli gruppi, in zone non battute dal turismo e cerchiamo di immortalare, osservare in primis ma anche immortalare l'aurora boreale, quindi questo fenomeno veramente incredibile, naturale, che è possibile osservare solo a quelle latitudini. Infatti è un fenomeno che di norma avviene a nord del circolo polare artico e soprattutto d'inverno, quindi deve esserci il buio, diciamo con buona probabilità. Infatti lo scorso inverno abbiamo avuto il 100% di avvistamento, quindi tutti i partecipanti, per così dire, a questi viaggi, questi workshop fotografici, hanno potuto osservare e fotografare l'aurora. Oltre a questo c'è la possibilità di scoprire anche tutto l'ambiente artico, quindi anche le popolazioni Sami, che sono gli abitanti indigeni della Lapponia, oltre che diciamo, fare diverse attività, ricordo ad esempio i safari con le motoslitte, vediamo qui delle immagini,
Sì, oppure queste sono le visite. immagini prese dal tuo sito, quindi insomma per chi vuole vedere anche altre immagini consiglio di andare a visitarlo. Sì, infatti qua sul mio sito fotomenis.it c'è la possibilità di vedere una fotogallery, alcuni video, eccetera. E vi dicevo anche altre attività oltre all'aurora boreale, quindi ad esempio i safari motoslitta, qui vediamo appunto delle riprese di un paio di anni fa. Poi visitiamo queste fattorie di renne, quindi scopriamo da vicino i Sami, gli abitanti indigeni della Lapponia. Facciamo anche lo sledo, quindi andiamo con le slitte trainate dai cani, e anche la pesca su ghiaccio, ad esempio, che è una cosa molto particolare che si può provare solo da quelle parti. Si fa Sì. veramente un buco proprio Una con una motosega, trivella a mano, sì, anche con la ecco. motosega, però soprattutto con queste enormi trivelle a mano, da cui poi si può pescare veramente con una canna molto piccola. Bello, molto 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 bello. I tuoi luoghi preferiti? Cioè tra, diciamo, ambientazione artica e bosco, foresta, oppure mare? Mare non... Sì, oddio, Foto no, subacquea, non... no, subacquea no, diciamo che ho fatto qualcosina a livello proprio da pelo d'acqua, però niente a livello di sub con bombole e quant'altro. Comunque, diciamo che d'inverno preferisco, appunto mi piace viaggiare, spostarmi in luoghi artici, quindi dove c'è la natura, poi era stato puro, ma anche la neve, il ghiaccio e quant'altro, oltre all'aurora boreale. D'estate cambio un po' abitudini, diciamo, e cerco di frequentare le zone un po' più, diciamo, vicine a casa, quindi le zone delle foreste, ma anche molte altre zone diciamo, in Centro Europa e in Italia soprattutto, e in Slovenia e Croazia. Ecco. Quindi da appassionato anche di natura cerco di passare più tempo possibile anche in queste zone, sì per coglierle, diciamo, a livello fotografico, ma anche un po' per viverle così in primo piano. Ecco. In realtà alla Fattoria degli Animali, ora ricordo, avevamo parlato anche di una tua capatina in Kenya, se non ricordo male, e quindi anche in scenari completamente diversi, anche lì un viaggio che non è solo fotografico alla scoperta di una natura ovviamente completamente diversa dalla nostra, ma anche un viaggio poi alla scoperta delle culture, una full immersion nel posto. Sì, certo, qui ci torneremo sempre con l'associazione, quindi il viaggio è aperto a chi volesse partecipare. In novembre, quindi torneremo in Kenya, appunto più o meno a livello dell'equatore, in cui andremo appunto sì a cercare di fotografare gli animali, gli abitanti della savana, però anche a scoprire un po' tutta la cultura locale, la zona della barriera corallina, quindi la zona costiera. Vi ricordo che le zone in cui ci spostiamo hanno 7 ambienti completamente diversi, quindi si va dalla foresta pluviale equatoriale costiera alla savana, al bush, quindi alla foresta per così dire di cespugli, alla foresta di mangrovie, alla zona costiera, appunto la barriera corallina, ma anche all'ambiente urbano, quindi l'ambiente di villaggi un po' più rurali e poveri anche, e anche alla città, quindi Mombasa è una fattispecie che è la città più grande del sud del Kenya, insomma. Quindi molti ambienti diversi in un concentrato di 12 giorni circa. Anche spostamenti notevoli perché comunque è un paese abbastanza, insomma, ampio. Sì, in realtà diciamo che lo spostamento più importante lo faremo quando andiamo nella savana, quindi che sono circa 3-4 ore di viaggio, però riusciamo a visitare tutto senza fare, diciamo, grossi spostamenti. Ecco. Certo. Concentrandoci in quella zona vicino al confine con la Tanzania. Il sogno nel cassetto? Un progetto che ti piacerebbe realizzare? Ma io, diciamo, da un po' di tempo sto portando avanti questo progetto legato alla fotografia notturna degli orsi, quindi per cercare di immortalarli non solo con le foto a trappola, diciamo che è una cosa abbastanza semplice, però anche proprio con una tecnica fotografica un po' diversa, con l'utilizzo di flash e quant'altro. Questa è una cosa che richiede molto tempo, però sto cercando di portarla avanti un po' alla volta. Un'altra meta, ad esempio, che vorrei dapprima testare e provare è l'Alaska, quindi sempre zona anche di aurore boreali dall'autunno in poi, ma anche di proprio natura allo stato puro, quindi anche lì orsi, animali, foreste immense, immensi paesaggi e panorami, insomma. Certo, e come hai fatto intendere tu, ovviamente tutti questi percorsi sono collaudati da te personalmente prima, per cui insomma sono percorsi assolutamente, è inutile dirlo però lo sottolineo, sicuri, che si muovono dentro dei percorsi molto insomma preparati, studiati e ovviamente vissuti in prima persona da Gabriele. Certo. Per chiudere diamo di nuovo i riferimenti sia del tuo sito ma anche del profilo Facebook dell'associazione, così
chi vuole poi. Quindi sì, per vedere gallery e quant'altro potete visitare www.fotomenis.it, che è il mio sito professionale. Per invece tutte le attività riguardanti l'associazione potete visitare la nostra pagina Facebook cercando semplicemente Outdoor Reporters, oppure anche il sito che attualmente è in fase di restyling, www.outdoor-reporters.it. Voi siete di Treppo? La sede a Treppo Grande. Ecco, sì. quindi insomma facile da raggiungere. Grazie Gabriele per essere stato con noi e per averci portato queste bellissime immagini. Noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e torniamo subito dopo per l'ultima parte di Ore 7.